Brutto frontale questa mattina intorno alle 10:45 a Rovigo, in viale Porta Po. È accaduto nel tratto di strada compreso tra la fabbrica SIC e la pasticceria Novecento all'imbocco dell'area Tosi. A scontrarsi un SUV bianco e un furgoncino di un artigiano, anche questo di color bianco, all'altezza della Cassa di risparmio del Veneto. Il SUV era guidato da una donna rodigina che è stata portata in ospedale per accertamenti, mentre l'uomo alla guida del furgoncino non ha fortunatamente riportato ferite. Il traffico sulla via d'ingresso e uscita a sud di Rovigo è rimasto bloccato per i rilievi a cura della polizia locale e per la messa in sicurezza della strada, a cui ha lavorato la squadra dei vigili del fuoco con la consueta celerità e professionalità. Le auto sono state completamente distrutte nella parte anteriore a causa dello scontro. Per fortuna le condizioni della giovane donna al volante non sono gravi. È più che altro scossa dal comprensibile spavento. La dinamica esatta dell'accaduto dovrà essere ricostruita in base ai rilievi.